Il suo territorio è la cartina al tornasole della storia in questo pezzo di Calabria che si affaccia sullo Ionio. Insediamenti del Neolitico, l'arrivo dei Greci, i Bretti e i Romani, e poi il Medioevo, i Normanni, la guerra del Vespro con i suoi effetti anche qui. Cirò Marina contiene tante storie, oltre ad essere una delle più importanti località turistiche della nostra regione. Da visitare l'area archeologica in località Punta Alice con i resti del tempio di Apollo Aleo. Immagina la bellezza fatta penisola, apri gli occhi ed è una favola. Immagina una ragazza con tutti i sogni che ha, finalmente un'opportunità. Le piazze di Calabria, le 1000 civiltà, le sue province e l'incanto, ed un evento che ce ne racconterà. Miss Italia, Miss Italia, in questo viaggio speciale c'è un mondo di esperienza e di socialità. Immagina una storia, la sua memoria, la Magna Grecia e la sua eredità. Ma non è
solo bellezza, è un'emozione in più, è una canzone da cantare a voi. Vi parleranno d'amore, di vita e di ambizioni, tra viaggi e mille prove, tra delusioni e gioie si crescerà. Miss Italia, Miss Italia, la Calabria nel mondo, c'è un sacco di esperienze, solidarietà. Miss Italia, Miss Italia, questo viaggio speciale, c'è un mondo di esperienze, di socialità. Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia. Amici di Ciro e non solo, buonasera, ben arrivati, ben accomodati e ben trovati per quella che sarà un'ulteriore selezione regionale di Miss Italia Calabria. Questa sera andremo a eleggere infatti Miss Bandiera Blu e sarà appunto la portabandiera, se proprio usiamo questo termine, della cittadina per arrivare alle prefinali nazionali. Sono 15 le concorrenti che si appunto contenderanno, scusate il gioco di parole e la ripetizione, questo titolo, e fra poco le conosceremo nel migliore dei modi. Prima però volevo salutare anche il nostro corpo di ballo di Miss Italia Calabria, iniziando da Nicolò Pacenza, che è qui alla mia destra, che ha dato anche la possibilità presso l'Accademia Italiana di Ballo, che lui presiede, Dancing Club di Cosenza e Castrolibero, la possibilità appunto di svolgere quelle che sono state anche le prove per le danze che vedrete questa sera. Poi salutiamo anche Marina Oliva, Berni Molinaro e Ilaria Azzinnaro, tutte coordinate da Lia Molinaro, e ovviamente anche salutiamo Alessia Mandoliti, che è l'assistente coreografa. Poi, come potete ben notare, lo ricordiamo di volta in volta, di sera in sera, e quindi lo facciamo anche in questa piazza, ci sono questi costumi meravigliosi che sono stati cuciti per il nostro tour, che quest'anno si chiama Calabria tra storie e tradizioni, un viaggio d'incanto, e questi abiti sono stati appunto tra virgolette coniati prima mentalmente e poi cuciti tangibilmente dalla Accademia New Style di Moda e Design di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, che è proprio qui in giuria, che saluto. Ciao Franca, buonasera e benvenuta. Che raccontano anche questi abiti le 5 province della nostra regione, in questo viaggio d'incanto che questa sera percorreremo insieme su questo palco, e che ci porterà ovviamente anche in lungo e in largo, proprio come stiamo facendo noi nella nostra regione. Volevo salutare e ringraziare anche il nostro amico Roberto Bozzo per la canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, Immagina la bellezza, scritta e interpretata appunto da lui, che è un artista calabrese con il quale insomma Miss Italia è molto legata, e quindi abbiamo anche ascoltato la sua voce. Allora io direi a questo punto di salutare e ringraziare i nostri ballerini, le nostre ragazze che ritornano prontissime dietro le quinte. Con il vostro applauso lo faranno sicuramente molto meglio. Grazie ragazzi. E allora, io volevo anche salutare e ringraziare l'amministrazione comunale di Ciro per averci invitato qui questa sera. Poi abbiamo dei rappresentanti anche in giuria, lo farò in maniera più precisa e dettagliata. E volevo ricordare che questo titolo non è un titolo a caso di questa fascia Miss Bandiera Blu Calabria, perché insomma per i pochi che non lo sapessero, Ciro è stata ed è bandiera blu per 23 volte, tra cui
21 anni consecutivamente, quindi insomma è un grandissimo onore, è un pregio particolare essere qui questa sera. Mostra anche lungimiranza non solo nel passato ma anche nel presente e nel futuro da questo punto, e non solo da questo punto di vista, quindi siamo molto felici e contenti di essere qui. Volevo ringraziare anche Katia Giannini, che è la nostra life coach, che segue le ragazze anche dal punto di vista di incoraggiamento, non solo, anche psicologico, per vincere quelle che sono magari delle loro paure, appunto quella di salire su un palcoscenico, attraversare la passerella e magari avere anche di fronte un pubblico così nutrito, e poi anche Francesca Marchese per aver curato i testi dei nostri video, che poi fra non molto andremo già a apprezzare insieme. Prima però di iniziare ufficialmente, la signora Trozzo ha già preso il suo telefonino, dovete farlo proprio tutti della giuria e anche del pubblico. Prendete il vostro smartphone, perché seguendo il nostro tutorial bisogna andare su Facebook, trovare la pagina di Miss Italia Calabria, selezionarla, mettere il segui e il like, dopodiché scorrere fino in fondo dove troverete già pronta la nostra diretta, perché in questo momento siamo in diretta a Facebook, quindi stiamo esportando il Ciro in tutto il mondo. Fatelo anche voi, bisogna che condividiate appunto questa diretta sul vostro profilo e Ciro Marina, certo, e avere anche la possibilità di effettuare una cosa particolare. Bisogna che voi esprimiate anche il voto nei commenti. Il voto in che senso? Ci sono le ragazze che saliranno sul palco che hanno un numero, quindi indicando il vostro numero preferito permetterete a una delle nostre ragazze di arrivare al termine con maggiori voti, e lei avrà la possibilità di acquisire una particolare preferenza, ma non diciamo niente riguardo lo faremo poi alla fine. Quindi mi raccomando, condividete e soprattutto votate. Arriviamo di volta in volta anche ad avere più di 30.000 visualizzazioni ogni sera e più di 10.000 commenti, quindi siamo molto soddisfatti della partecipazione di ognuno di voi. Allora, io direi che nel nostro viaggio di incanto possiamo iniziare con l'attraversare dei diari di grandi personaggi che raccontano soprattutto di donne vissute magari sempre calabresi qualche tempo fa. Vediamo un po'. D'improvviso appare la nonna. È alta, eretta, poiché per tutta la vita ha camminato a testa alta, l'anfora sul capo, il profilo greco come in una delle monete che abbiamo avuto fra le mani, orecchini bizantini alle orecchie, onelli normanni alle dita. Avvolta in un broccato catanzarese, odora di lavanda e di bergamotto, la nonna Calabria. E abbiamo appena iniziato il viaggio all'interno delle pagine dei diari di famosi appunto viaggiatori, il viaggio che è formazione culturale e esperienziale anche per gentiluomini e gentildonne europee fra fine Settecento e Ottocento. In questo primo video abbiamo apprezzato la donna calabrese che è stata raccontata anche nella sua fierezza e bellezza. Avremo modo di apprezzarne molte altre di questi racconti nel nostro viaggio. Un viaggio che iniziano invece subito. Le ragazze sul palcoscenico si presenteranno una per una. In questa prima fase, lo ricordo sempre ai giurati, avrete le vostre schede e potrete segnare magari con un vostro particolare simbolo accanto al numero che vi dà appunto delle emozioni particolari o delle sensazioni particolari. E poi nella seconda fase, quando le ragazze ritorneranno con il loro costume istituzionale sul palcoscenico e avranno 30 secondi di tempo per esprimere quelli che sono i loro pensieri, le loro passioni e quant'altro, allora in quel caso dovrete siglare definitivamente il vostro parere dall'1 al 5 e successivamente poi andremo a effettuare i conteggi. Bene, allora io mi sposto da questa parte e inizierei con la numero 1, Rebecca Mazza. Lei ha
A 18 anni arriva da Catanzaro, partecipa a Miss Italia perché è una persona ambiziosa e determinata e sta studiando anche per diventare medico. Con il numero 2 Luana Barberio. A 18 anni per lei, arriva da San Giovanni in Fiore, ama la competizione, la diverte, la stimola e per questo partecipa al concorso. Numero 3 Chiara Dattilo. Anni per lei, arriva da Cutro. Lei partecipa per una crescita personale e professionale e si mette in gioco anche per fare esperienze e per crescere. La numero 4 Greta Panciotto. 19 anni, partecipa perché è un mondo che la affascina e sente che possa appartenerle da sempre, l'unico in cui riesce a esprimere se stessa. La numero 5 Demetra Donato. 21 anni, arriva da Montalto Fugo. Lei vuole uscire dalla sua comfort zone e mettersi in gioco, il motivo per cui partecipa a Miss Italia. Con il numero 6 Alessia Pia Scigliano. A 18 anni da Rossano, lei partecipa perché è fiera e orgogliosa di essere italiana e pensa possa essere un'opportunità che spera nel suo piccolo possa cambiarle anche un po' la vita. Con il numero 7 Francesca Desiree Romano. Arriva da Mirto Crosia, a 18 anni, partecipa perché è un'esperienza personale e culturale, perché è sempre stato il suo sogno da bambina. Con il numero 8 Greta Tassiello. A 18 anni da Cosenza, partecipa per mettersi in gioco e perché pensa che possa essere una bella palestra di vita. La numero 9 è Ginevra Pia Grande.
18 anni, arriva da Crotone, è un sogno che ha da bambina partecipare a Miss Italia, per questo è su questo palco. Numero 10 per Caterina Gaetani. 17 anni da Castrovillari, lei vuole vincere la timidezza e fare nuove esperienze, ecco perché partecipa al Miss Italia. Con il numero 11 Sofia Lenti. I suoi anni, arriva da Belvedere Marittimo e partecipa per avere la possibilità di vivere un palcoscenico che va oltre la sua persona e la sua età. Numero 12 per Sara Palumbo. 18 anni da Vibo Marina, lei partecipa per raggiungere uno dei suoi sogni obiettivi, ovvero rappresentare la sua terra. Con il numero 13 Camilla Caterina Fiorita. Anni per lei, arriva da Marina di Strongoli, vuole mettersi in gioco e crede che sia un percorso che possa portare a una crescita personale, è il motivo per cui partecipa al concorso. Numero 14 Chiara Carlomagno. 19 anni da Villa Piana, pensa che Miss Italia sia il sogno di ogni bambina italiana. Adesso che è diventata un po' più grande non dobbiamo dimenticarci che a volte i sogni si avverano. Concludiamo con l'ultima concorrente in gara, Veronica Falsone col numero 15. 25 anni per lei, arriva da Reggio Calabria, partecipa perché pensa sia un percorso gratificante e arricchente, offrendo la possibilità di crescita professionale e anche personale. Bene, eccole qui tutte e 15 le nostre ragazze, le nostre concorrenti che verranno giudicate ovviamente dai giudici che già così insomma vedo che confabulano un po' fra di loro, come è giusto che sia, anche per confrontarsi e vedere un po' quella che magari potrebbe essere la preferita di tutti, e vediamo anche il pubblico consultare i telefonini, magari votare come abbiamo detto all'inizio, però adesso bisogna applaudirle perché torneranno per tutto il pubblico qui questa sera e anche per coloro che sono a casa con il loro primo serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia una prova d'amore, sei bellissima
torneranno a breve sul palco per quella che sarà la seconda parte dedicata a loro in 2 gruppi, il primo di 8 e il secondo di 7, e si faranno un po' conoscere in 30 secondi. Certo è un tempo abbastanza limitato, ma insomma per lo spettacolo questo abbiamo a disposizione, e in questi 30 secondi avranno modo di presentarsi non solo al pubblico ma anche ai giurati per quelle che sono le loro passioni, le loro dedizioni e i loro sogni. E allora io vado a portare adesso i saluti ufficialmente della nostra patron Patrizia Merigliani, ovvero: cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'85esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie e tutti quelli che hanno fatto parte e continuano a far parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Grazie alla nostra patrona volevo ricordare ancora, perché abbiamo quest'oggi siamo, se non erro, alla 30, anzi senza errare perché lo so per certo, siamo alla 30esima selezione fra provinciali e regionali. Ci sono ancora delle possibilità per chi volesse iscriversi al concorso di partecipare, è facilissimo, basta andare sulla pagina www.missitalia.it, selezionare la regione Calabria e seguire quelle che sono le indicazioni e poi inviare la propria candidatura in maniera del tutto gratuita, senza nessun particolare cosa, se non quella appunto di inviare il vostro parere e la vostra candidatura. Verrete poi chiamate per sfilare e per essere partecipi della nostra festa, perché di questo si tratta, la festa di Miss Italia che tutte le estati si consuma, tra virgolette, per questi borghi meravigliosi, per queste cittadine meravigliose. Allora, quello che sarà l'arduo compito, come sempre, alla mia destra e alla mia sinistra, è quello dei giurati, quelli che andranno poi a decretare chi vincerà questa sera. Li andiamo a conoscere uno per uno. Iniziamo dall'architetto Demo Iritano. Buonasera, benvenuto. Magari passo a lui il microfono anche per un saluto. Buonasera a tutti. Allora, siamo contenti che lei sia qui. Da architetto sarà anche sarà abbastanza preciso, visto che poi ci sono anche altri mi colleghi. occupo di case, però va bene lo stesso. Certo, voglio dire che sarà anche preciso nella valutazione, in quel senso lì. Questa è la prima cosa, certo. Allora, abbiamo una consigliera comunale, Maria Esposito, buonasera, e la ringrazio perché è la prima con cui parlo, poi ci sarà anche la sua collega Virginia Marasco, che sarà anche il nostro presidente di giuria, ma quando passerò di là poi la saluterò. Quindi insomma, grazie per averci invitato questa sera a Ciro Marina. Buonasera a tutti, noi volevamo chiaramente ringraziare anche voi per la vostra presenza. Vedo tanta gente e di questo siamo veramente tanto felici. Grazie di nuovo. Grazie infinite a lei. Allora, un amico che ogni tanto viene a trovarci, perché lui è in quel di Roma, si occupa di tante cose, poi ce ne racconterà, ballerino, coreografo, e che più ne ha più ne metta, il nostro amico Francesco Spizzirri. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti quanti. Senti, poi ti chiederò qualcosa nello specifico per un progetto che è appena partito, se non erro, vero? Sì, è appena partito. Lo racconto adesso? Velocemente dopo? Ma lo raccontiamo dopo, tanto abbiamo tutto il tempo. Perfetto. Siamo molto tranquilli questa sera, abbiamo tanto tempo e tanto spazio. Allora, per Framesi, che è uno dei nostri sponsor nazionali e che ci segue in tutte le tappe con i grandissimi professionisti che ne fanno parte, dietro le quinte infatti i parrucchieri Framesi curano il parrucco di tutte le miss e di volta in volta appunto abbiamo degli esponenti in base alla zona della nostra regione in cui ci troviamo, e poi li andremo a nominare uno per uno a ringraziare. Abbiamo Mariano Ranieri che ci è tornato anche lui a trovare. Buonasera Mariano. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui nuovamente con voi. Grazie a te e a tutto lo staff Framesi che di volta in volta, come dicevo, ci segue. La mia amica cara Franca Trozzo. Buonasera Andrea, ben trovato. Come va? Bene, Come va? Tutto bene. Allora, grazie. intanto ti ringrazio, visto che tu non sei presente tutte le sere, no? Noi ti ringraziamo. Ti seguiamo da casa. Ecco, però. segui da casa, però io colgo l'occasione, visto che sei presente questa sera, di ringraziarti a nome di tutta l'organizzazione per questi bellissimi abiti, e non solo, perché poi ci saranno anche delle sorprese, una chicca e delle sorpresine. Certo. Grazie Franca, ringrazio anche la nostra presidente di giuria questa sera, Virginia Marasco, che è consigliere comunale. Buonasera.
buonasera. Buonasera e benvenuti e bentornati a Ciro Marina per il terzo anno consecutivo. Io vi porto i saluti del sindaco Sergio Ferrari e noi siamo veramente contenti quando arrivate, anche perché continuate a darci delle meravigliose immagini del nostro territorio, quindi grazie. È proprio una bella peculiarità questa che hai appena ricordato, perché ci teniamo molto, oltre a descrivere quelle che sono le peculiarità appunto del territorio, anche con le immagini che raccontano anche molto meglio delle parole. Le avete raccontato benissimo, grazie. Ci fa molto piacere. Grazie anche a Mario Patanisi, che è un collega, è un altro architetto. Sì. Buonasera, ben trovato. Faremo una costruzione di intenti questa sera, vedremo un po' cosa ne uscirà fuori. Faremo un permesso di costruire. abbiamo carta bianca, finché si tratta di costruire e di non distruggere è sempre meglio. Costruire bene, però. Costruire bene, hai ragione. Questa è una cosa molto importante. Grazie comunque, grazie a voi e grazie soprattutto al pubblico per essere qua con noi. Che è molto numeroso, ci fa molto piacere. Grazie. E poi vado a salutare anche per il Comitato Donne Città di Cutro Sara Sarcone, buonasera, ben trovata. Buonasera e grazie per essere stata invitata, sono felicissima di essere qua, bellissima Ciro Marina che come tutti gli anni, anzi come tutte le sere, ci regala delle serate stupende. Questo sicuramente farà piacere a tutti coloro che d'estate, ma non solo d'estate, vengono a visitare questi luoghi meravigliosi. E anche noi, come dicevamo nel nostro percorso, siamo motorizzati, o meglio le ragazze, le miss sono motorizzate, perché arrivano qui con le vetture di Carlo Magno, del nostro amico Carlo Magno, arrivano tranquille senza nessun tipo di problema, parcheggiano anche nelle vicinanze del palco, non sono come i poveri presentatori che hanno un po' più di distanza, ma è giusto che abbiano questo privilegio. Salutiamo ovviamente l'amico Carlo Magno e adesso invece vado a raccontarvi di un argomento molto serio, che Miss Italia tratta insieme al Codacons, che da anni appunto schierati al fianco delle donne che hanno subito e continuano a subire atti persecutori. Anche quest'anno Miss Italia va a sposare il progetto Sportello Anti-Stalking per aiutare le donne vittime di violenza, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato problema dello stalking, e agire tempestivamente si è rivelato un fattore di importanza cruciale per denunciare appunto quelle che sono le violenze subite. E inoltre è anche possibile contattare il numero verde 800 199 641 per ricevere gratuitamente una consulenza legale, sperando ovviamente, come sempre, che non ce ne sia davvero mai bisogno. Cambiamo decisamente argomento, andando invece adesso a salutare e a ringraziare gli sponsor nazionali, i nostri partner nazionali che ci seguono e seguono tutte le selezioni di Miss Italia, non solo in Calabria ma in tutte le regioni, ovvero Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta, acqua della salute, da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. E appunto Miss Italia e Rocchetta sono un binomio di successo. Salutiamo anche Miluna, che corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Poi abbiamo Givova, con le meravigliose ragazze in gara che indosseranno anche nella nuova edizione dello storico concorso l'esclusivo abbigliamento sportivo firmato Givova, una linea sportiva che esalta la bellezza di ognuna. E poi abbiamo già salutato il nostro amico Mariano qui alla mia destra, ma salutiamo soprattutto Framesi, che è la multinazionale italiana che si dedica alla ricerca e allo sviluppo di prodotti professionali per la bellezza e il benessere dei capelli, e appunto un binomio che unisce sia Framesi e Miss Italia. Per questa sera volevo che mi raggiungessero sul palco, dovrebbero, anzi sicuramente saranno qui, per la Ion Fashion di Massimo Giangreco, che con i suoi saloni a Carolei e Cosenza, poi la FR di Francesca e Samantha da Crotone, e poi abbiamo Carolina e Veronica Wittenberg di Isola Caporizzuto. Vediamo se salgono sul palco per quello che è il loro tributo che abbiamo dedicato, altrimenti lo faremo in un secondo momento. Va bene, allora lo faremo in un secondo momento, probabilmente in questo istante non sono vicine al palcoscenico. Ci sono? Ah, eccole, prego, venite pure, sì. Eccoci. Forza. Siete timidi? Ah, no, ci sono tutti. Massimo, vieni. Allora, vi avevo chiamato ma eravate un po' distratti, forse dallo spettacolo, da molto altro. Allora, questi signori, come tutti gli amici parrucchieri di Framesi, seguono tutte le nostre tappe.
pensate siamo alla 30ª, ne mancano ancora, se non erro, 8-9, e quindi hanno veramente tanti chilometri sulle spalle, un po' come noi, e curano di volta in volta il parrucco delle ragazze, che sono anche abbastanza precise nelle richieste, quindi un grazie infinite a tutti quanti voi, ve lo meritate con l'applauso del pubblico, grazie. E adesso parliamo delle prefinali nazionali, perché ci avvicinano, e della nostra Academy tanto ambite dalle nostre miss, che si svolgeranno a inizio settembre nello splendido centro vacanza De Angelis, situato nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche. Questo resort esclusivo offre un'esperienza per le vostre vacanze senza pari, basta andare sul sito che è villaggiocentrovacanzedeangelis.com o anche nei social del concorso di Miss Italia per rendersi immediatamente conto di quanto meraviglioso sia. E poi concludiamo con Expert. C'è chi fa da sé e poi c'è Expert che fa tutto per te, un servizio e una consulenza a 360 gradi. Expert, gli esperti sempre con voi. E salutiamo anche il gruppo Carbone nelle sedi di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Allora, dopo questa maratona, tra virgolette, per quanto mi riguarda, aspetta, ma Mariano, che ti si è fatto un giretto, il tuo nome e cognome lo sistemiamo di nuovo qui. Allora, in questo nostro percorso che ci porta in lungo e in largo per la nostra regione, abbiamo anche modo e possibilità di fare intervenire dei bravissimi artisti calabresi, ovviamente, e ascoltarne e apprezzarne quella che è la loro esibizione. La prima ospite di questa sera è la maga, attenzione, perché è la maga della bellezza naturale. E fin qui insomma tutto a posto, vabbè. È pronta per regalarci tutti i suoi consigli appunto di bellezza naturale. Non proprio, aspetta. Che? No. Che c'è? Non sono proprio pronta, capito? Sei sicura? Ma io sapevo che eri pronta. E poi io oggi partecipo, non te l'hanno detto? No, non me l'hanno mica detto. Vabbè, però aspetta, devo sempre fare tutto. Buonasera, la zia. Buonasera. Ciro Marina, buonasera, perdonatemi, è che sono ignorante. Ma scusa, è che non ero ancora pronta. Poi io stasera partecipo, mi devono votare, hai capito? Ma non sei già uscita, perché se le ragazze sono 15, non 16. Perché io sono raccomandata dal sindaco. Non so se addirittura, ma il sindaco non c'è. Non ti preoccupare, sei sempre. Però non ero pronta, ve l'avevo detto. Ti vedo che non sei qualche pronta. Sponsor in più. Ci prepariamo insieme, a voi va bene? Ma che pubblico caloroso, Ciro Marina. Io vado dietro? Ti dice, vado? Sì, per favore, vado, levati. Buonasera, ma che meraviglia! Ciao, stupendi! Oddio, ci dobbiamo preparare insieme, vi chiedo scusa, solo che c'è un problema, io mi preparo sempre ascoltando delle canzoni, mi piacciono un sacco, tipo quelle dei ricchi e poveri, le conoscete? Allora facciamo una cosa, siccome quello lì è antipatico, non mi mette la musica, facciamo così, ci dividiamo esattamente qui e facciamo, voi fate tipo che confusione, bravi, allora 3, 2, 1... Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché... E adesso tutti insieme! E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va, e vola, vola con me, il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una... Ma grazie, ma che belli che siete! Mi avete dato proprio una carica spaziale. Allora, come dicevo, sono qua per partecipare. Adesso voi avete visto lo sponsor di Farnesi, che è bravissimo, ma io i capelli li faccio meglio. Adesso vi faccio vedere, che prima mi hanno chiesto che cosa c'hai in testa, mi hanno detto, vi faccio... Ci abbiamo un aiuto? No? Ecco, allora, cosa sono questi? Vi piacciono? Questi sono dei calzini, perché io ho un problema con mio marito che puntualmente mi buca tutti i calzini, che c'ha un alluce, ragazzi, che... è spropositato. Cioè, e quindi ho deciso di riutilizzarli. Adesso mi dà una mano, signora Sara, mi scusi, le chiederei, se no qua c'è la signora, come si chiama lei? Non si chiama, lei come si chiama? Anna, la signora Anna mi ha detto che si arrabbia. Se mi aiuti un attimo per favore a scioglierli, fai veloce con aggressività, non temere, che se no Anna, guarda, la vedo già con la tappina pronta a lanciarmela, disgraziata.
Vai, tu tira, guarda qua. Oddio, non si tira più. Che è successo? No, ti ringrazio. Adesso, ok, fatto. Grazie mille. Puoi testimoniare che non pussano? Sì, non pussano. Li ha usati mio marito e non pussano. Ma che piedino che c'ha. Adesso gradirei un oh! E guarda che capello che ti faccio, guarda. Tutto sinuoso, tutto pomposo, molto bene. Ho visto che si è visto. La signora, come ti chiami? Franca mi fa notare che c'è la pinza. Qui ce l'hai una musica triste? No, non mi vuoi fare niente, va bene. Qui vi devo fare una confessione. Io non sono realmente così. Ho un aspetto un po' diverso. Perché purtroppo tutta la mia famiglia soffre di una condizione. Ah, ma io avevo ancora... Vabbè, aspetta. Purtroppo tutta la mia famiglia soffre di una condizione che si chiama collo a tartaruga. In realtà io sono così. Vedete? Ho quella condizione che si chiama mucilaro o collo a tartaruga. Va bene. Ti ringrazio, sei proprio super. Quindi che cosa faccio? Chi ce l'ha può prendere una di queste. Che cosa mi fa? Tira tutto su. Lo attacca e siamo di nuovo come Barbara D'Urso, capito? Perfetto, perfetto. Cosa non vi insegno stasera? Cosa non vi insegno? Poi che cosa vi posso insegnare più per per prepararci? Non avevo fatto questo, mi fa un po' male, signor Demo. Ok, mi tiene la mano? Massa, che schifo. E vabbè, che cosa possiamo farci? Vi stavo dicendo che cosa faccio quando mi preparo. Allora, prima una delle mische, qua mi chiedono consigli continuamente, mi ha detto, ma zia, ma che belle ciglia che c'hai, ma metti le ciglia finte. No, le sembrano ciglia finte? A lei? Se no le vado a cambiare, no. Visto? Allora, io ho messo questo in un concime molto speciale, che sarebbe quello delle peonie che ho sul balcone. Allora che cosa fate? Ne mettete? Ci siamo? Mi zoomi bene, se no non mi vedono. Di più? Di più? Mi stai allontanando? Ah, sono di là, scusami, eccoti. Allora, ne mettiamo un po' di qua, poi ne mettiamo un po' di là. E d'estate ti faccio il vento, così ti faccio da ventaglio, risparmi anche sul condizionatore, che è incredibile, è incredibile. Applauso. Mamma mia, ma che pubblico caloroso e spontaneo, ma io mi sento male, ve lo dico. Che ci abbiamo? Prima invece il presentatore, che è un burlone, cerca di farmi impazzire, mi ha detto, zia, ma tu dove te lo sei fatto il Botox? Perché lo vorrei fare anch'io. Vi sembrano labbra da Botox? Questa è natura. A me non piacciono gli agenti chimici, mi fanno schifo. E allora mi son detta un giorno, perché comunque volevo farlo, cioè volevo le labbrette piccoline. Allora mi son detta, ma con cosa li gonfiano i palloncini? Aspetta, ripetiamo, se no io da qua non me ne va. Con cosa si gonfiano i palloncini? Vabbè, ci sono risposte discordanti. Con l'aria si gonfiano, con l'aria. Quindi ho acquistato banalmente, aspetta, questa, la vedete? Perché questa qua è speciale, che c'ha quest'ago, vedi? Quindi che cosa faccio? Adesso mi viene la signora Virginia, oggi vi do fastidio a tutti. Sì, venga, non si vergogni di me. Facciamo anche un applauso alla signora Virginia nel frattempo. Quindi lo vedete bene. Che cosa fate? Allora, gentilmente mi fa una mezza pompatina, mezza, non di più perché sennò è un disastro. Su e poi mezza giù. Allora, andiamo. Piano. Poi andiamo giù. Va un po' male, ma ne vale la pena. E siamo perfette come prima. Capisci che trucchi che ti do, Ciro Marina? Capisci? Grazie. Questi, poi, li potete provare anche in altri punti per i più birichini. Però, mi raccomando signora, lei che già l'ho vista, è carica.
non esagerate, perché io una volta volevo fare bella figura al mare, ho fatto un po' troppo e non riuscivo più a sedermi perché facevo effetto rimbalzo canguro, quindi mi raccomando. Se mi dica, lei è qui perché? No, io sono qui, sto osservando. Vuole fare il boccio? No, grazie. Senta, io adesso sono messa pronta, quindi farei la sfilata per vincere il concorso. Sì. I giudici, mi raccomando, cioè vi ho anche regalato delle cose, quindi facciamo una cosa... Quindi c'è un atto di corruzione in corso, no? Non chiamerei atto di corruzione, io lo chiamerei scambio equo. Ah, uno scambio equo. Giusto? Ok. È uno scambio equo? Certo, mi sembra più che... È giusto. Se mi fa un favore adesso. Ecco, cosa devo fare? Mi dica. Mi presenta come le altre miss. Dica che ho... Io ho Cosa? 17 anni. 17 anni? Sì, sono una studentessa. Sì? E Che cosa studiano? studio gioventù e moda. Gioventù E sono qui perché voglio fare esperienze nuove. 20 secondi, Faccia. Hai capito? Ogni tanto ci sono queste incursioni sul palco e bisogna secondarle perché altrimenti, Francesco, qua le cose non cambiano mica. Allora, Ok, vai, presentami. ci sei? Numero 104, vai. La 104, quella ce la danno a tutti fra un po'. Non dirse cattive, ho detto numero 104. Allora, con il numero 104, una studentessa giovanissima, 17 anni, si è appena iscritta a una facoltà di moda e gioventù. Ecco, moda e gioventù. Arriva per voi, per noi e per tutti la zia. Buonasera, Ciro Marina! Adesso facciamo corruzione di giudici mentre vi insegno le pose per sembrare magre. Allora, la prima in foto è così. Sto corrompendo un po' i giudici. Così fate la foto, capito? E poi andiamo di... Sono anche delle pose Non plastiche, avrei mai noto. Poi ci abbiamo l'altra. Buonasera. Ecco. Abbiamo l'altra, vi mettete così e così. E poi corrompete i giudici anche un po' di qua. E poi passerella! Ma buonasera, Ciro Marina! Grazie, mi si fa l'inchino. Cara zia, non so quanti voti abbia preso dalla giuria, ma io vedo che c'è un grande applauso da parte del pubblico di Ciro Marina. Allora ho vinto? Ha vinto? Io non mi dimentico di voi quando divento Miss Italia, Mi ricordo di ognuno di voi. Si è segnato tutto? Tutti quanti, ho preso prima le generalità. Ho capito. Intanto la saluto come zia prima e poi invece lei fa parte anche del cast di Viola come il mare, programmi come Vive il Video Box. Programmi Rai. Facciamo un applausone ancora di più a Martina Paludio. Grazie mille. Grazie a te. Ti ringrazio, grazie mille, buona serata. Grazie infinite. Con la 104, questa mi mancava, col numero 104. Vabbè. E allora, dopo la sua bellissima esibizione, noi facciamo un salto anche tra musica e danza nel territorio, con delle musiche che conosciamo bene. E abbinata alla musica non può che esserci anche una bellissima coreografia di Lea Molinaro, interpretata dai ballerini che abbiamo conosciuto poc'anzi e che ritorneranno adesso sul palco per voi.
Eccoci qua e ringraziamo ancora una volta Nicolò, Marina, Berni e Ilaria. Grazie infinite ragazzi, bravissimi come sempre. Allora, approfitto anche dei ballerini che indossano, hanno indossato meglio ancora dei costumi particolari dell'Accademia New Style, con Franca qui alla mia sinistra che insomma supporta sempre anche queste sorprese. Appunto l'Accademia New Style è l'ente di formazione nelle professioni del design e della moda e condivide con noi di Miss Italia Calabria la missione educativa di questa esperienza, perché dove ci sono i giovani c'è occasione ovviamente di imparare. A questo proposito l'Accademia New Style si mette a disposizione di tutte le partecipanti al concorso di Miss Italia Calabria alcune borse di studio per i corsi di interior designer e di tutte le professioni della moda, dal fashion designer all'operatore della confezione, così da poter dare loro la possibilità di concretezza di una passione. Questa è una cosa anche molto importante. E in questo nostro, come dicevo e dirò insomma fino e diremo, anche perché ci saranno Linda e Larissa insieme a me in quella che sarà la finalissima del 31 di agosto ad Oriolo, che si avvicina sempre di più, in questo nostro viaggio che è iniziato a giugno e che si concluderà appunto con la data che ho citato poc'anzi. In questo lungo viaggio di incanto non possono mancare queste altre bellezze. Vera seta di Lyon. Forse tu non sai, mia bella donna, come essa si sia trovata in Europa, poiché gli inizi delle cose celebri sono spesso poco conosciuti. Culla della seta in Europa furono Catanzaro e Cosenza, qui si ersero i primi telai. Il verde silano, fresco, chiaro, intenso, mai stanco anche nel più gran caldo, dovette in qualche misterioso modo impregnare di sé i telai. Così il color verde che, secondo Oscar Wilde, solo la gente di alto gusto artistico ama, già molti secoli prima rallegrava la moda di Catanzaro e di Cosenza. La Calabria occupa un posto esclusivo anche nella produzione dell'essenza dei cedri e dei bergamotti. I suoi agrumi sono considerati tra i più succosi del mondo. I vini possono concorrere con i migliori vini d'Italia e la vite occupa migliaia di ettari del suo territorio. L'albero di castagno è innamorato del suolo calabrese e cresce qua e là quasi spontaneo. Io non ho visto la Fata Morgana a Reggio, ma ho visto il sorgere e il tramonto del sole. Gli imponenti uragani pieni di fantastici fulmini, quando il cielo è dilaniato da segni enigmatici delle più svariate forme. E nello stretto cadono colonne di fuoco, le stelle notturne, le lune estive e le navi che scivolano nell'ombra come strane apparizioni. Il paesaggio della costa opposta, le montagne e le rocce, gli alberi e le città. Tutto è per me la Fata Morgana Reggina. E abbiamo anche percepito i profumi degli agrumi calabresi, frutti appunto della nostra regione e della sua grande produzione anche di vini pregiati, l'origine della seta che è stata insomma già nominata per Catanzaro e Cosenza con i suoi primi telai, il tipico colore verde della nostra Sila, e poi insomma ci ha portato anche questo video a osservare le tantissime bellezze naturali della nostra bella Calabria, come quelle appunto anche presenti qui a Cirò Marina. E allora noi siamo pronti, cari giurati, e il vostro e loro anche il vostro, ma soprattutto momento, perché adesso avremo due gruppi di ragazze, il primo gruppo da 8 e il secondo da 7, sfileranno di nuovo per voi e per il pubblico in costume istituzionale e subito dopo avranno a disposizione 30 secondi a testa per esprimere quella che magari è la loro passione o anche un loro pensiero. Al termine di questa prima fase avrete una domanda a testa per ogni giuria, quindi uno di voi dalla giuria rossa e dalla giuria verde potrà chiedere anche alla stessa ragazza o a ragazze diverse una domanda, quindi conosceremo in qualche modo anche un po' più in maniera non dico approfondita ma un po' di più tutte le partecipanti. Allora riprendiamo, eccoci qua, dalla numero 1, Rebecca Mazza.
Lei studia alla scuola di preparazione medicina e al liceo classico e per hobby fa l'arbitro di calcio e da tennis. La numero 2, Luana Barberio. Lei studia al liceo scientifico e come hobby ama suonare il violino. Numero 3 per Chiara Dattilo. Lei lavora nell'azienda di famiglia, i suoi hobby sono la palestra, la danza, viaggiare e prendersi cura di se stessa. Con il numero 4, Greta Panciotto. Lei è una studentessa di psicologia e ama lo shopping, gli shooting fotografici, scrivere, leggere e viaggiare. Numero 5 per Demetra Donato. Studia ingegneria gestionale e per hobby ha la danza. Numero 6, Alessia Pia Scigliano. I suoi studi sono di liceo classico, curvatura biomedica, poi le piace molto approfondire gli studi classici e viaggiare. Numero 7, Francesca Desiree Romano. Lavora presso una ludoteca e i suoi hobby sono il canto e sfilare. Ultima concorrente di questo primo gruppo è la numero 8, Greta Tassiello.
Lei si è diplomata quest'anno al liceo classico, le piace il pattinaggio artistico e suonare la chitarra. Benissimo, allora, prime 8 ragazze e arriva anche il microfono per loro. Allora, visto che questa sera abbiamo un bellissimo palco spazioso, io direi di fare tutte insieme un paio di passi in avanti, ancora, vi dico io stop, fermi. Perfetto, in maniera tale da essere più vicine sia ai giurati e anche al pubblico. Allora, iniziamo con la numero 1, che è Rebecca Mazza, i suoi 30 secondi per una delle poesie scritte da lei che si chiama Magari. Prego. Magari credere di non essere mai abbastanza ti porta ad essere meglio di quello che sei. Magari per poter spiccare il volo bisogna prima aver toccato il fondo. Magari per poter ridere devi prima aver provato dolore. Magari per diventare abile in qualcosa, quella cosa devi prima averla odiata. Magari prima di apprezzare la presenza di qualcuno devi prima aver provato l'abbandono. Magari chi ha perso tutto sta per vincere di nuovo. Grazie. Grazie a te. La numero 2, Luana Barberio, invece utilizza i suoi 30 secondi per parlarci del suo sogno. Oltre all'opportunità di Miss Italia che mi è stata data e che vorrei proseguire, il mio sogno è quello di diventare pediatra, specializzata in malattie metaboliche, perché sono convinta che la ricerca scientifica, soprattutto in questo campo, è una speranza di famiglie e per persone che soffrono di malattie rare. Nel corso degli anni ho conosciuto bambini che soffrono di queste patologie e non gli permettono una vita normale come la nostra. La fortuna è la strada su cui decidiamo di camminare. Grazie. A te. Numero 3, Chiara Dattilo. Vediamo un po' nei suoi 30 secondi cosa ci presenta. Allora, io stasera ci tenevo a fare dei ringraziamenti, cominciando dalla mia famiglia, che mi sostiene sempre e fanno tanti sacrifici per far sì che io partecipi a tutte le tappe, ma sono anche fiera di me stessa per aver trovato il coraggio di iniziare questo bellissimo percorso che mi sta cambiando completamente come persona, mi sta facendo crescere e maturare tantissimo, quindi sono immensamente grata per tutto questo. Grazie. Grazie a te. Numero 4, Greta Panciotto, i suoi 30 secondi per esprimere un suo pensiero. Vai. Buonasera a tutti, io sono una studentessa di psicologia, ma sin da quando ero bambina mi sono addentrata nel mondo della moda e delle diverse sfaccettature di cui esso si avvale, poiché penso che la moda non è intesa soltanto come un linguaggio estetico, bensì l'obiettivo è quello di svelare il linguaggio inconscio attraverso la moda e spero che voi tutti possiate coglierlo. Grazie. Grazie a te. Numero 5, Demetra Donato, anche lei 30 secondi per esprimere quello che sarà un pensiero o quant'altro. Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Demetra, come detto sono una studentessa di ingegneria all'Unical e ballo dall'età di 5 anni. Col tempo questa passione mi ha permesso anche di raggiungere vette lavorative di cui vado molto fiera, tuttavia stasera ho deciso di presentarmi perché lo trovo più complicato a causa della mia timidezza e spero che questo percorso mi aiuti a crescere anche sotto questo punto di vista. Te lo auguriamo. Numero 6, Alessia Pia Scigliano, anche lei 30 secondi. Oltre al mio interesse per la chirurgia c'è il mio interesse per le lettere classiche e per questo ho deciso di presentarvi il Codex Purpureo di Rossano, perché per me è assurdo pensare che molte persone della Calabria non siano a conoscenza di questo evangelario riconosciuto nel 2015 come patrimonio dell'UNESCO e non conoscano un evangelario di così tanta importanza che è proprio nella nostra terra. Le cui pagine sono completamente in porpora e le lettere sono miniate in oro con il maiuscolo onciale, il cosiddetto maiuscolo biblico. Grazie. Francesca Desiree Romano, la numero 7, lei ci parlerà di una frase di Jim Morrison, se non erro. Via. Buonasera a tutti. Questa sera volevo parlarvi di un complimento che mi è stato fatto da un giudice, il quale non mi era mai stato fatto, dove affermava esplicitamente: mi ha colpito il tuo sorriso. Per questo motivo volevo citarvi una frase di Jim Morrison, il quale afferma di sorridere sempre, anche se si ha un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere. Grazie. A te. E concludiamo con la numero 8, Greta Tassiello, anche lei esprime un pensiero nei suoi 30 secondi.
Questa sera volevo parlarvi di una cosa in cui credo molto, ovvero la legge dell'attrazione, secondo cui sono proprio i nostri pensieri e le nostre emozioni a influenzare la realtà esterna e non il contrario. Infatti, se ci mettiamo impegno e dedizione e pensiamo posso farcela, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi con più facilità, specialmente se pensassimo a questo obiettivo come se l'avessimo già raggiunto. Grazie. Grazie a te. E allora adesso, per la legge del presentatore invece, vado a chiedere alla giuria rossa se c'è qualcuno fra voi che vuole fare una domanda a... Eccoci, allora pronti? Signor Mario, prego, prenda il microfono. Quale numero vogliamo chiedere? Alla numero 1. Numero 1. Allora, vieni pure, prego. Prego. Allora, la domanda è questa qua. Magari se vinci, che fai? Nel futuro intende quello che vorrei fare? Certo. Futuro prossimo. Nel prossimo futuro. Il prossimo anno sarà il mio ultimo anno di liceo classico. Sono molto appassionata alla cultura classica, per questo ho deciso di frequentare questo liceo. Il mio futuro lo vedo appunto, mi sto preparando in una scuola di preparazione per la facoltà di medicina e chirurgia, in particolare vorrei diventare cardiochirurgo. Poi mi piacerebbe, se mi sarà data la possibilità e avrò questa fortuna, lavorare nello spettacolo, perché è un mondo che mi affascina molto, e poi continuare a mantenere il mio ruolo di arbitro da calcio. Insomma, un sacco di cose fa, un sacco di cose farà. Allora, Francesco, ti vedo già in pole position, come speriamo siano le Ferrari in questo fine settimana. A chi vuoi fare la tua domanda? Allora, numero 5. Numero 5, vai, ecco il microfono. Perché abbiamo due cose in comune, scoperto, che è ingegneria gestionale e la danza. Anch'io ero uno studente di ingegneria gestionale, poi la danza mi ha strappato. Volevo sapere, siccome sono talmente diversi come mondi, per il momento qual è in pole position, parlando di Ferrari? Allora, è difficile rispondere a questa domanda quando si vogliono fare due cose contemporaneamente. Quest'ultimo anno io l'ho passato infatti a fare sia appunto ingegneria e sia ballando. Infatti i lavori che ho fatto li ho fatti quest'anno, quindi posso dirti che in questo momento sono alla pari, non saprò dirti Ok, va bene. Siamo ancora in una fase paritaria, diciamo, ecco, grazie. Allora, ringraziamo e salutiamo le prime 8 ragazze con il vostro applauso, torneranno dietro le quinte. Mi raccomando, ma voi lo siete bravissimi in questo, perché sono emozionatissime, non lo danno a vedere, anche perché in questo viaggio, in questo percorso sono anche cambiate molto, anche dal punto di vista caratteriale e di approccio col pubblico, però dietro le quinte, quando ancora sono nella fase precedente prima di arrivare sul palco, insomma, io le vedo che sono un po' più tese e preoccupate, quindi il vostro apporto e supporto è importantissimo. Bene, allora andiamo col secondo gruppo di ragazze, iniziando dalla numero 9, Ginevra Pia Grande. Lei frequenterà la facoltà di giurisprudenza e i suoi hobby sono il make-up e la cucina. Numero 10, Caterina Gaetani. Lei studia moda e i suoi hobby sono la danza e il gruppo folk. Numero 11, Sofia Lenti. Lei deve completare gli studi con l'ultimo anno del liceo e uno dei suoi hobby, anzi il suo hobby preferito, è la danza.
numero 12 per Sara Palumbo. Lei è una barista fashion design e poi soprattutto le piace anche suonare il pianoforte. Numero 13 per Camilla Caterina Fiorita. Studia economia e il suo hobby è la pallavolo. Con il numero 14 Chiara Carlomagno. Lei frequenta biotecnologia all'Università della Calabria e al momento non ha indicato nessun hobby. E concludiamo con la numero 15, Veronica Falsone. Dottoressa in nutrizione umana con la magistrale, aspirante nutrizionista, scrive poesie e monologhi. Anche a voi faccio lo stesso invito, anche perché abbiamo il palco abbastanza grande questa sera. Se facciamo qualche passo in avanti tutti insieme fino al mio stop, ok, va benissimo, così possono apprezzarvi non solo gli amici del pubblico ma anche e soprattutto i giurati. Allora iniziamo dalla numero 9, Ginevra Pia Grande, che utilizza i 30 secondi per esprimere un suo pensiero. Vai. Un uomo una volta disse: I have a dream, io ho un sogno, ma in una società che ci dice che di sogni non si può vivere, questi sogni hanno un valore? Miss Italia è uno dei miei tanti sogni in cui credo fortemente e posso dirvi che credendoci davvero di sogni si può vivere veramente. Grazie. Allora, la numero 10, Caterina Gaetani, prima di proseguire con lei volevo solo indicare ai giurati che in questa fase, che è quella più importante, andranno appunto siglati i loro voti dall'1 al 5. Al termine dell'uscita delle nostre ragazze, il segretario di giuria, che è Francesco, insieme alla signora Virginia, raccoglieranno le schede e poi andranno dietro le quinte per fare i conteggi insieme al nostro amico Carmelo. Scusami Caterina, tocca a te. Caterina Gaetani, numero 10. Eccola qua, 30 secondi per esprimere un suo pensiero, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Caterina, ho 17 anni e vengo da Castrovillari. Nella vita studio, frequento il 5º anno dell'Istituto Professionale Indirizzo Moda e spero che comunque continui a lavorare in questo settore. Come hobby frequento danza e gruppo folk e partecipo qui per cercare di superare la mia timidezza e soprattutto per fare nuove esperienze. Grazie. Numero 11, Sofia Lenti. Ah, lei balla su musica classica, giusto? E musica e danza sia.
Ecco, io quest'ultima posa tutte le mattine, Francesco, proprio appena mi alzo, tac, via con la gamba, poi rimango così bloccato tutto il giorno, ma per il resto. Aspetta, è quello il segreto. Ah, è quello. Svegliarsi così ogni Ti mattina. vedevo molto interessato alla posizione del collo del piede e vabbè, tu sei insomma. Complimenti al collo del piede, Infatti, a proposito. ecco, vedi? A me non me l'ha mai fatto nessuno per il complimento per il collo del piede. Vabbè. Allora, numero 12, Sara Palumbo. Allora, parla della nostra regione, della Calabria. Vai. Sì, un turista domanda ad un passante: lei di dov'è? Della Calabria. Ah, il paese dell''ndrangheta, dei delinquenti, dei non lavoratori. Ma perché, scusi, lei è 'ndranghetista? No, perché dovrei esserlo? Perché se fosse uno sportivo mi avrebbe identificato come Gattuso, se fosse un musicista mi avreste identificato come Rino Gaetano e se fosse un viaggiatore mi avreste domandato del chilometro più bello dell'Italia, come descrisse D'Annunzio. Ci saremmo soffermati a parlare di Pitagora, perché la Calabria non è solo questo. La Calabria, vabbè, La Calabria è molto molto altro. E ti ringraziamo anche per questo. Numero 13, Camilla Caterina Fiorita, anche 30 secondi per te, vai. Questa sera, in occasione della serata Miss Bandiera Blu, vorrei parlarvi di un elemento che mi ha a cuore e che mi ha sempre accompagnato nel corso della mia vita, ossia il mare. Il mare suscita delle emozioni grandissime, è capace di farci osservare la profondità dell'orizzonte, è capace di farci sentire il rumore delle onde infrangersi quando tutto intorno è silenzio, e questo ci rimanda all'antica storia greca. Questo è il mio mare, il mare di questa meravigliosa costa. Grazie. Grazie a te. Numero 14, Chiara Carlomagno. Allora, lei va a citarci, credo, un grandissimo monologo di Benigni sulla felicità. Sì. Prego. A proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora, che si mette in cerca della felicità, ora, perché è lì, ce l'abbiamo, ce l'avete. Dobbiamo sempre pensare alla felicità e anche se qualche volta lei si dimentica di noi non dobbiamo mai dimenticarci di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Grazie. Veronica Falsone, quindi numero 15, ci racconta un po' di sé. Buonasera a tutti, sono Veronica, ho da poco terminato gli studi universitari presso l'Università della Calabria in nutrizione umana e a breve dovrei anche acquisire l'abilitazione come biologa nutrizionista. Ho praticato per molto tempo kickboxing, mentre nel tempo libero prediligo la scrittura e mi diletto anche nell'arte culinaria. Stasera sono grata di essere qui perché ho la possibilità di conoscere posti nuovi in Calabria che appunto non conoscevo finora, ma soprattutto perché ho la possibilità di conoscere anche persone meravigliose. Grazie. A te. Allora, prima sono partito dalla giuria rossa, adesso riparto dalla verde. Chi è di voi che vuole fare una domanda a una miss? Allora, Maria Esposito, prego. Quale numero vogliamo? Allora, la numero 13. 13, vieni. Prego. Volevo chiederti 3 aggettivi per definirti. Allora, 3 aggettivi. Allora, sicuramente sono una persona molto gentile. Per me la gentilezza è una parte importantissima di una persona. Poi sono una persona molto leale. Per me la lealtà è veramente veramente fondamentale. E poi sono una persona molto determinata. Ciò che faccio ci metto tutta me stessa e ci credo tantissimo. Grazie, complimenti. Grazie. Da questa parte invece, chi è che vuole fare una domanda? Signora Virginia? Vai. Che numero? No, alla numero 12. 12. Ok, microfono, eccolo lì. Prego. Tu cosa ti aspetti da Miss Italia? Allora, io non mi faccio grandi aspettative perché sennò rimango totalmente delusa, quindi Brava, cerco come di nella vivermi vita. il momento, divertirmi, fare nuove amicizie, perché secondo me è molto importante legare con le ragazze, ritrovarsi sole in questi ambienti non è tanto bello, quindi prima di tutto ci si diverte, poi se riesco a raggiungere l'obiettivo lo accetto, ben venga e sono contentissima. Bravissima. Grazie. Il famoso e celeberrimo Carpe Diem. Chi di noi insomma non lo segue questo motto? Allora potete tornare dietro le quinte, ragazze, insieme alle vostre colleghe mentre si completano le operazioni di voto da parte dei nostri giurati. E adesso
vorrei che Ciro Marina tributasse, come solo voi sapete fare, il più caloroso applauso a tutte le partecipanti che torneranno qui con la loro passerella, ovvero con il loro serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. E vengono seguite immediatamente dal nostro segretario e dalla nostra presidente di giuria, che si recano dietro le quinte con le schede dei giurati per arrivare a quello che sarà il verdetto di questa sera. Ma a proposito, Franca, Miss Italia, me l'ero perso. Allora, Franca, ma io so che c'è una sorpresa. Tu che cosa stai facendo ancora qui? E vado, corro pure io. Vai anche tu, perché insomma altrimenti la sorpresa non è più una sorpresa. Valla a preparare, perché io già so qualcosa, ma gli amici ancora del pubblico no. Allora, io volevo chiacchierare un po' con voi prima di proseguire e capire un po' quelle che sono state le vostre impressioni. E iniziamo dal signor Demo Iritano. Allora, quali sono state le impressioni delle nostre 15 concorrenti? Assolutamente positive. Vedo ragazze determinate, organizzate. Io poi adesso vado un po' a essere un po' più nello specifico, senza rivelare ovviamente i numeri, nella precisione. Ha dato qualche 5? Se vuoi la preferita non te la do. No, non c'è. No, ci sarà una preferita. Sì. Ci sarà, già ok. fatto. Quindi avrà dato anche del 5, un 5. Sì, più di uno. Più di uno. Più Allora, di uno. Bene, ci fa piacere anche questa cosa. Allora, Maria Esposito, lei ha fatto anche delle domande, insomma, gli aggettivi un po' mirate per capire anche quelle che magari erano degli aspetti della personalità, immagino. Esatto, devo dare atto che non sono solo delle belle ragazze, ma comunque sono tutte ragazze, ho visto la maggior parte studiano, sono ragazze che insomma hanno un obiettivo nella vita e sono qui per perseguirlo, che sia al di là, diciamo, della serata di oggi. È vero, poi hanno anche tante, soprattutto ambizioni, no? che le rendono anche più curiose e più determinate nell'affrontare anche quelli che sono gli aspetti più comuni, tra virgolette, della vita di ogni giorno. No? Esatto. Essere su un palco sicuramente è gratificante, bellissimo, ma potrebbe non durare per molto tempo o per sempre, quindi bisogna anche avere anche il piano B e il piano C nella nostra non quotidianità. Guasta mai, però è stato difficile decidere. È stato difficile. Sì, benissimo. esatto. Allora Mariano, anche da parte tua volevo un giudizio sulle ragazze. Trovato questa sera ragazze abbastanza determinate e con tante idee che le auguro di poter realizzare nella propria vita. Veramente, insomma, scelta difficile da compiere questa sera, avendo partecipato ad altre. Vedremo un po' come andrà. Belle ragazze, vediamo chi vince. Vediamo chi vince. E da questa parte, allora, da un architetto all'altro, signor Mario, allora lei invece ha una sua preferita? Ha avuto una preferita o più di una? Più di una. Ah, più di una. No, perché la scelta in realtà è difficilissima. Tutte belle ragazze, coraggiose e da ammirare e da fargli veramente un applauso stupendo, perché sono... Lo facciamo questo applauso, qual è il problema? Lo facciamo subito. Se lo meritano, certo, se lo meritano perché sono coraggiose, sono brave, sono belle e hanno le idee chiare. Non si aspettano grandi cose da questa serata, ma hanno le idee chiare. Molto chiare. Ed è una cosa incredibile, se vogliamo, nel contesto, perché insomma sono anche molto giovani, no? Quindi sono giovanissime, sì. Avere già le idee chiare a questa età non è proprio semplice. Non è semplice, sì. Allora, Sara Sarcone, chiedo un po' la stessa cosa, se ha avuto una o più preferite, se l'ha colpita un aspetto più particolare rispetto a un altro? Allora, ovviamente sono tutte bellissime, forse ho trovato un comune denominatore che è quella di una bellezza semplice e disarmante.
Votare da casa è molto più facile, dare il proprio giudizio da casa, invece qui cogli veramente le piccole cose, uno sguardo, una luce, un sorriso particolare. Non è stato facile per me, volevo dare quasi il massimo a tutte, però ovviamente abbiamo dovuto fare un po' la differenza. La cosa che mi ha veramente colpito, la loro determinazione ad arrivare fino in fondo, ma con la tranquillità e la serenità. Beh, questo è un bel pensiero anche il suo, e vedremo fra pochissimo chi salirà sul palco per cingersi di questa fascia così bella e importante, che, come ricordiamo, proietterà la vincitrice appunto già alle prefinali nazionali, oltre che alla finalissima regionale per l'elezione di Miss Calabria il prossimo agosto, il prossimo 31 di agosto a Oriolo. Allora, adesso è il momento di concludere anche visivamente il nostro viaggio d'incanto con quello che è l'ultimo contributo filmato. E quando fu il giorno della Calabria, il Signore promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all'opera e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Assegnò Pitagora a Crotone, Gioacchino da Fiore a Celico, a San Francesco Paola, Telesio a Cosenza, Campanella a Stilo, Mattia Preti a Taverna, Manfroce a Cilea, a Palmi, Alvaro a San Luca e Calogero a Mericuccà. Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria e per l'inverno concesse il sole, per la primavera diede il sole e per l'estate il sole, per l'autunno il sole. Il sole, il meraviglioso sole della nostra terra, che viene abbracciato anche dalla bellezza e dalla cultura, dalle tradizioni, e che ci ha portato insomma in questo viaggio, in questo breve viaggio insomma per incanto e per il piacere insomma di vivere in questa meravigliosa terra. Allora, adesso ovviamente i giurati hanno già votato, quindi hanno espresso il loro giudizio, e adesso ci sarà una sorpresa appunto organizzata dalla Accademia New Style. Delle 15 ragazze ne sono state così selezionate alcune per promuovere anche degli abiti. Durante il corso appunto di sartoria dell'Accademia New Style si apprendono tutte le tecniche di cuciture e stirature per realizzare qualsiasi capo d'abbigliamento. I capi che vedremo sono stati realizzati con le tecniche dell'alta moda, un approfondito studio modellistico, precisione dei tagli, cura dei dettagli e pregevoli rifiniture. E in questa collezione volevo anticipare che comunque ovviamente i nostri giurati, già avendo espresso il loro voto, non andrà a intaccarlo più, quindi le ragazze che poi vedrete sono quelle che partecipano questa sera, ma non andranno a modificare il voto dei nostri giurati. A voi la collezione Momenti preziosi del corso di sartoria avanzata dell'Accademia New Style.
abiti che abbiamo così apprezzato e ammirato. Allora vorrei che Franca Trozzo ci accompagnasse alcune delle rappresentanti della sua accademia che hanno progettato, ma non solo, anche cucito questi abiti. Le volevo presentare al volo in rappresentanza ovviamente di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Buonasera, mi chiamo Maria Fatato. Buonasera, Alessia Mazzei. Giovanissime che hanno intrapreso questa strada. Allora facciamo un grande applauso sia alle ragazze ma soprattutto a chi ha cucito tangibilmente questi abiti. Complimenti, in bocca al lupo, grazie infinite. Ragazze, voi potete tornare subito dietro le quinte per prepararvi per quella che sarà la parte conclusiva. Franca invece si riaccomoda qui in giuria ed è il momento adesso di un'altra ospite che è venuta a trovarci questa sera. Lei ha una voce bellissima, poi parleremo ovviamente del suo trascorso e del suo percorso. Alessandra Latino. Buonasera. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest of the woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to buy my things and go. That's right, hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. No, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause if I'm this too, you ain't got no money and you ain't no good. Well, I guess if you say so, I guess if you say so, I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack, don't you ever come back. Hit the road, Jack, hit the road, Jack. Hit the road, Jack, you get out of my life. Hit the road, Jack, hit the road and never come back. No, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. 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 Grazie, grazie mille. Intanto ringrazio tutti per l'invito, sono contentissima di essere qua. Il secondo brano che vi canto è un brano a cui tengo molto, ci addentriamo in un'altra sfera, ed è Ti vorrei sollevare. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera. E questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di
te. È l'attimo in cui il sole diventa dorato e il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via da qui. Ti ho visto cambiare, tu non stai più a sentire. Per un momento avrei voluto che fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire. E invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare a quell'anima che mi hai detto che io non ho. Sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forti ancora, teniamoci vicino al cuore. Ti vorrei sollevare, vorrei consolare e viaggiare su ali di carta con te, saper inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Viaggiare su ali di carta con te, saper inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Grazie mille. Il prossimo brano è purtroppo l'ultimo. È un mio brano, un brano che ho scritto io, si chiama Sbronzi ed è un invito non a sbronzarci di alcol, ecco, non propriamente a questo, ma a sbronzarci di vita, perché non sappiamo mai cosa la vita ha in serbo per noi, quindi ecco, prima dicevano del carpe diem, che è più o meno quello, no? Cogliere qualunque cosa che la vita ci regala. Questo è Sbronzi.
si accendono musica alta marea. Nella folla confusa ti vedo, mi sento in apnea. E dimentico tutti i problemi, dimentico tutti i miei guai. Non respiro, sorrido, mi perdo, non mi trovo mai. Balliamo caotici sotto la pioggia d'estate. E se un lampo ti illumina il viso mi sento morire. Può mai la bellezza rimuovere ogni mio pianto? Anche se ancora non ti conosco, ti cerco da tanto. Restiamo stronzi fino a domani, poi ci pensiamo, forse rimani. Questa notte è passata a prendere in giro la vita, me la porterò dentro anche quando sarà finita. Restiamo stronzi fino a domani. Abbiamo visto le stelle, o le stelle guardavano noi. Vorrei dirti milioni di cose, ma ti guardo e perdo i pensieri. Chi se ne frega di domani, chi se ne frega anche di ieri, chi se ne frega degli altri che dicono che non siamo normali. Stronzi fino a domani, poi ci pensiamo, forse rimani. Questa notte è passata a prendere in giro la vita, me la porterò dentro anche quando sarà finita. E tracciamo i margini di questa sera ed il buio no che non ci fa paura. Stringi forte i fianchi in queste notti calde, fanculo l'orgoglio e le tue frasi fatte. Separati, l'hai detto pure te, ad altre oltre a me non mi importa se restiamo stronzi fino a domani, poi ci pensiamo, forse rimani. Il giorno ti porterà via l'eccezione che siamo stanotte e asciugherà l'asfalto bagnato che ci sorregge. Restiamo stronzi fino a domani. Grazie mille. Grazie Alessandra Grazie. Latino, complimenti ovviamente per quello che è il tuo percorso che arriva già da lontano. Grazie. In bocca al lupo per il proseguo. Grazie mille. Grazie, a te. ciao. Ciao. Allora, adesso volevo coinvolgere anche il pubblico perché mi sembra giusto che sia così, però prima di coinvolgere il pubblico facciamo tornare tutte e 15 le nostre concorrenti. Miss Italia è un fatto di cuore. Miss Italia, una prova d'amore. Sei bellissima, sei fortissima. Miss Italia. Miss Italia. Eccoci qua con tutte e 15 le concorrenti. Allora volevo far partecipare al pubblico adesso perché io c'ho già Martina qui alla mia destra. La zia, sai la zia. La zia? Abbiamo la zia. È tornata la zia. Ciao a tutti. Allora, la Sono zia ha dei gadget framesi qui pronti fra una pausa e l'altra. E adesso cosa farà la zia? Andrà in mezzo a voi e Sì. vi chiederà un numero da 1 a 15. D'accordo. Le ragazze dietro il pareo
potrebbero o non potrebbero avere il simbolo di Miss Italia. Dietro al Se lo pareggio. troviamo vinciamo i gadget. Ci tengo a specificare che non mi hanno fatto partecipare, perché sicuramente avrei vinto, quindi mi hanno boicottata. È stata ma va colpa bene. dalla 104 del Sì, numero, secondo li me. perdoniamo perché comunque mi fanno fare da co-conduttrice. Mi sento un po' a Sanremo, comunque va bene. Adesso posso trovare marito nel frattempo? Sì. Certo, perché no? Adesso ne scegliamo uno bellissimo, incredibile, stupendo. Il signore, ecco. Mi dica un numero da 1 a... Da 1 a 15, ma prima vogliamo sapere anche come si chiama. Come si chiama il signore? Francesco. Francesco. Un numero da 1 a 15. Signor Francesco, un numero da 1 a 15. 10. Dov'è? La 10, eccola che arriva. Aspetta, dammi del pathos, arriva. Aspetta, e adesso 3, 2, 1. Rulli. Ecco, mazza che Mamma mia, fortuna. signor Francesco, ma che fortuna! L'ha beccato subito. E a lei che ha dei capelli meravigliosi e folti gli regaliamo subito 3 sciampi del nostro sponsor Framesi. Ecco a lei. Grazie. Stupendo, pazzesco. Allora, ne facciamo ancora 2 al volo, dai, 2. Al volo, andiamo di qua. Anche signore, però, Andiamo dalle signore. Lei, mi piace un sacco il suo vestito. Mi dica, lei come si chiama? Carmen, abbiamo Carmen. Da dove viene Carmen? Da Genova. Da Genova, Ah. pazzesca. Mi dà un numero da 1 a 15? 2. 2. 2. Ah, è qui, vicino. Allora, 3, 2, 1. Mi dispiace, no, signor Carmen, le chiedo, mi dispiace. Mi Andiamo dispiace. subito, che se no Ancora qua ci uno, stringano. vai. Andiamo di qua, andiamo da lei. Ecco a lei, signora, lei come si chiama? Rossella. Rossella, mi dia un numero da 1 a 15, ben pensato. 3. 3. La 3, come direbbe qualcuno, o come avrebbe detto qualcuno meglio. Allora, niente, abbiamo preso il primo ma non gli altri. Vabbè, dai, ci abbiamo provato, signor Francesco, che è stato Non ne fortunato. cerco altri? E abbiamo i tempi ridotti, Mi dispiace, dopo li lancio dal palco però. Dopo Va ve li bene. lancio, grazie. Grazie a te, Marti. Ciao ragazzi, ciao. E allora, mentre siamo in attesa, non dei risultati perché sono qui, siamo in attesa di poter esprimere quelli che sono i giudizi. Allora chiamiamo sul palco colui che invece è sempre presente in tutte le nostre tappe, non solo, anche nella fase organizzativa, pre-organizzativa, post-organizzativa, insomma l'organizzatore per eccellenza, Carmelo Ambrogio. Buonasera Ciro Marina. Buonasera Ciro Marina. Ciro Chiedo Marina. scusa perché all'inizio abbiamo rischiato che il sindaco non ci pagasse, ma ha chiamato e ha detto guarda che il tuo conduttore 3 volte ha detto Ciro. Ciro Marina. Ciro Marina. Ciro Marina. Grazie di cuore Ciro, siete stati numerosissimi. Marina, Il primo applauso ecco. è per bravo. Il primo applauso è per voi. Vediamo se eri attento, bravo. Ecco, hai visto? È stato un pubblico calorosissimo, numerosissimo e guarda, arrivano fin laggiù. Grazie di cuore, grazie veramente, ve lo dico a nome di tutta la squadra perché gli applausi e la presenza ci gratificano per tutto questo percorso, questo lavoro che stiamo facendo. Stasera siamo alla 30ª serata, siamo alla 24ª, 25ª consecutiva, quindi veramente grazie perché in tutte le tappe stiamo avendo un riscontro di presenze sia diciamo dal vivo, Fisiche quindi live, che anche virtuali. e anche virtuali perché stasera abbiamo sfondato il muro dei 35.000 commenti e adesso poi appena metteremo in onda perché siamo ancora in diretta la diretta, quindi poi vedremo anche quante visualizzazioni, però Ciro, cara Virginia, Marina, dà sempre grandi soddisfazioni. E porta fortuna, quindi la Miss che vincerà secondo me farà strada, speriamo, Ecco, speriamo. allora a questo proposito io direi, se non hai altro da Ma aggiungere. secondo te io non ho altro da aggiungere? Per quello chiedevo. Allora, ringraziamo il secondo applauso perché il primo è stato per il pubblico. Ringraziamo chi ci ha voluto fortemente qui per il 3° anno consecutivo, quindi l'amministrazione comunale di Ciro Marina nella persona del sindaco Sergio Ferrari. Poi c'è l'assessore Strancia, Giuseppe, poi c'è Francesco Affatato che è stato con noi oggi pomeriggio, c'è Virginia Marasco che è stata con noi in giuria e c'è Maria Esposito che è stata anche con noi in giuria. E che saranno a breve a premiere la Esatto. vincitrice. Io ho
perché ho tanti amici, Ciro Marina nel cuore, perché è un posto bellissimo, è un posto accogliente. C'ho tanti amici, tra cui stasera c'è anche Mario Patanisi in giuria. Lo ringrazio perché lui è sempre disponibile, è sempre gentile. Siamo partiti dalle famose 2 finali consecutive, 2 finalissime regionali, quindi Ciro Marina è nel mio cuore, nel mio, quello di Linda, della mia famiglia, perché poi noi fino a qualche anno fa che non organizzavamo le prefinali e finali nazionali, alla fine della stagione venivamo a passare qui le vacanze, quindi sia per l'ospitalità che per la bellezza del posto. Quindi ancora grazie di cuore, grazie perché veramente non ci fate mancare, diciamo, il supporto e ci preferite. Abbiamo fatto delle foto che pubblicheremo domani sulle nostre pagine social, che è pienissimo di gente, quindi speriamo di avervi regalato un bello spettacolo. Voi ci avete riempito di gioia con la vostra presenza, grazie. Poi ovviamente un applauso va alla nostra squadra. Ragazzi impagabili, stanno lavorando e facendo chilometri in lungo e in largo. Stasera abbiamo una new entry, il nostro nuovo DJ Francesco Adamo. Lo ringrazio perché è la prima serata che c'è con noi. Allora, stasera permettimelo, perdiamo un minuto in più, però lo meritano. Allora, ringraziamo il nostro regista Francesco Di Dona, i nostri cameraman Giampaolo Gregorace e Claudio Rosito. Voglio ringraziare il nostro fotografo ufficiale Francesco Farina, il nostro ufficio stampa Denis Ubriaco, poi abbiamo Stefano, abbiamo tutto il team di Marco Pace, c'è Bush dietro, poi abbiamo Valentina Faiella che è la nostra collaboratrice, Diego Lepera che ci supporta, è il nostro tuttofare, abbiamo Stefano Le Rose, il nostro social media, abbiamo le nostre conduttrici Linda Suriano e Larissa Volpentesta, e poi abbiamo questo signore che sta avendo un sacco di problemi quest'anno perché comunque ha problemi di vista, ha problemi di udito, ma nonostante tutto è qui, quindi l'ultimo applauso va ad Andrea De Jacopo. Mi dipingi come un uomo problematico, ma non è così. Vabbè. No, e poi vabbè. l'applauso che raccoglie un po' tutti è per Carmelo Ambrogio, perché senza la sua costanza e la sua determinazione non si arriverebbero a questi numeri. Allora, a proposito di numeri, bisogna dire chi ha raggiunto, prima di andare a chiamare le 3 ragazze. Leggo io? Metti gli occhiali. Andiamo a chiamare adesso chi ha raggiunto il numero più alto di voti sul web. E sono 2 questa sera. E sono la numero 2 Luana Barberio e la numero 6 Alessia Pia Cignano. Allora, ricordiamo, prima di aggiungere quello che ancora devi dire, che le ragazze, non solo in questa serata, ma anche nelle serate che sono trascorse e quelle che arriveranno, che raggiungono questo traguardo, verranno premiate alla fine facendo quelli che sono i conteggi infiniti di tutti i voti che hanno preso, arriveranno a partecipare, o arriveranno, dipende un po' dal numero dei voti, alla finalissima che si terrà ad Oriolo il prossimo 31 di agosto. Molto Dovevi bene. aggiungere? Volevo aggiungere questo, l'avevo dimenticato. Noi stasera siamo riusciti, grazie anche alla nostra patron Patrizia Merigliano, il nostro avvocato Enzo La Rocca, a storicizzare una fascia che l'amministrazione, alla quale l'amministrazione teneva tanto, che è Miss Bandiera Blu Calabria. Quindi da quest'anno abbiamo, quindi la vincitrice di questa sera andrà a rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia come Miss Bandiera Blu Calabria Ciro Marina. Quindi anche un'altra, diciamo, come posso dire, un'altra peculiarità stasera a Ciro, ok? E poi c'è anche un'altra fascia storica che faremo poi alla finale, che è Miss Città del Vino, quindi l'abbiamo già storicizzata un po' di anni fa e stasera abbiamo fatto pure questa, quindi ci tenevo a sottolinearlo perché era una cosa che mi ha chiesto all'inizio già l'amministrazione, quindi volevo ricordarlo, l'avevo dimenticato. Allora, adesso chiameremo in ordine sparso tra le 15 ragazze, ne chiameremo ovviamente 3. Leggeremo tra virgolette la terza classificata con questa posizione e poi andremo a decretare colei che vincerà il titolo di Miss Bandiera Blu Calabria. Dico io? Allora, chiamiamo la numero 12 Sara Palumbo.
la numero 1, Rebecca Mazza. Mi sposto di qua per non farle sbirciare. E poi chiamiamo la terza ragazza, che è la numero 11, Sofia Lenti. Allora, come sempre ricordo in questo frangente, poi arriviamo anche alle regionali, quindi la tensione cresce, sale sempre di più. L'applauso più bello, più fragoroso, più importante, più deciso per tutte le ragazze che questa sera sono salite su questo palco, perché hanno la valigia carica di sogni, di aspettative. Una classifica purtroppo bisogna farla, ma non è la classifica della vita, è semplicemente la classifica del gioco più bello dell'estate, che è quello di Miss Italia Calabria. E sono sicuro che a prescindere da come andrà, da come va, loro avranno modo, possibilità, tempo e voglia soprattutto di realizzare ogni pensiero e ogni loro volontà, perché è la cosa più importante in assoluto. Allora, 2 more e una bionda. Al terzo posto questa sera a Ciro Marina arriva la numero 11, Sofia Lenti. Complimenti lo stesso. Allora, volevo che arrivasse adesso vicino a noi Virginia Marasco, insieme anche a Maria Esposito, che ci raggiunge. Questa sera dovevamo anche avere qui il gioiello Miluna, e che non so, doveva esserci Cataldo Strumbo, però non so, per qualche impedimento non è qui questa sera, però insomma il gioiello Miluna poi verrà consegnato alla vincitrice senza nessun problema. Allora volevo che ci fosse da entrambe, no? Come dire, la chiusura di un cerchio così bello, così meraviglioso, che abbiamo iniziato anche con una luna meravigliosa sul mare, che poi ha dato anche per l'ennesimo anno, direi, e meritatamente questo titolo di bandiera blu. Beh, avete chiuso voi, nel senso che avete fatto tutto voi in maniera egregia, quindi noi possiamo soltanto dirvi complimenti e grazie per essere qui di nuovo ad allietarci con queste bellezze, ma non soltanto, anche la promozione del nostro territorio. Quindi questa è la cosa fondamentale. Grazie da parte di tutta Ciro Marina e dell'amministrazione comunale. Grazie a voi. Voleva aggiungere qualcosa? Per deformazione professionale mi associo, quindi e soprattutto l'augurio è quello di rivederci il prossimo anno. Con grande piacere da parte di tutti quanti noi, sperando insomma di aver fatto anche trascorrere 2 ore non solo le ragazze di spensieratezza, perché di questo si tratta, anche se il cuore batte forte per queste 2 signorine. E allora, cos'è successo? C'è qualcosa da dire? C'è un bambino che purtroppo si è disperso. Allora lo chiamiamo subito a raccolta. Ivan, ok, 5 anni, come lo vogliamo descrivere? Biondo, moro? Biondo? Castano chiaro. Ivan, allora il piccolo Ivan, se ci sente in questo momento, a 5 anni, piccolissimo, c'è il papà, penso che stanno facendo segno là sotto. Ivan forse è là? È là? È lì? Eccolo. L'abbiamo trovato subito, dai. Va bene, meno male. Da mamma mi batteva già il cuore fortissimo. È vero. Ma magari Ivan è andato a curiosare lì vicino alla giuria, vicino alla nostra regia e vicino alle nostre foto. Ok, speriamo. Ci fanno segno che lui, perfetto, trovato, grandi. Torniamo a voi. Come va? Bene, allora mettetevi pure al centro e facciamo entrare quella che è la fascia che verrà, e la corona ovviamente, che verranno consegnate. Allora facciamo così: corona, la fascia, il microfono magari lo riponiamo da questa parte, grazie Franca. E allora, però bisogna cambiare decisamente atmosfera. Nel blu dipinto di blu, mi verrebbe da dire, questa meravigliosa cittadina che stasera ci ha accolto
Abbassiamo un po' leggermente nelle spie questa atmosfera, perché è abbastanza poderosa nelle spie. Meglio, ecco. Dicevo, nel blu, dipinto di blu, siamo arrivati in questa meravigliosa cittadina e abbiamo così aperto il cuore ai sogni, perché vicino al mare i sogni prendono subito quota e diventano magari realtà. Tra queste due ragazze a indossare la fascia di Miss Bandiera Blu Calabria è la numero mi metto di la numero 1, Rebecca Mazza. Prego. Facciamo indossare la corona e prima facciamo anche ricevere il giusto applauso la numero 12, Sara Palumo, seconda classificata per questa sera. Ci saranno ancora tante occasioni sia dal punto di vista regionale e provinciale. E allora adesso la passerella per la vincitrice Rebecca Mazza, prego. Miss Bandiera Blu nella città di Ciron Marina. Contenta? Sorridente e felice. E allora, insieme alla nostra bellissima Miss, come tutte del resto, perché lo sono tutte, noi vi salutiamo, vi auguriamo ancora di trascorrere dei meravigliosi giorni qui a Ciron Marina, portando avanti, oltre al bellissimo mare, anche i vostri sogni, perché in fondo la vita è un bellissimo sogno, e il sogno è sempre quello di Miss Italia. Ciao!